Eccoci qua, un caro saluto a tutti quanti. 2 punti, cominciamo con un titolo molto semplice: la solidarietà non conosce confini, ma in questo caso non conosce gusto. Siamo con Roberto, purtroppo Roberto Comelli, raccontaci. Ma è stata un'iniziativa nata col cuore da un gruppo di gelatieri, dopo estesa a tutta Italia, e quindi la partecipazione di tante gelaterie friulane, venete e italiane che presentano per questo fine settimana dei gusti dedicati a Versa, di cui dopo ricavato andrà tutto donato sul conto corrente del comune di Roma Stisonza per l'alluvione di Versa. E qua ci sono alcuni gelatieri friulani e del Veneto che sono venuti a portare il loro cuore ancora più vicino a Versa e fare questo evento speciale per la popolazione di Versa, che è veramente capace. Un plauso allora per l'idea e per l'iniziativa. Vi passo. Andiamo a conoscere. È stato diciamo quello che mi ha chiamato e mi ha detto: Roberto, qua dobbiamo fare qualcosa per Versa. Buonasera, sono Guido Zandonà della gelateria Cioccolati di Padova, e Roberto, un mio caro amico, quando mi ha chiamato la mattina e mi ha mandato le foto, visto che noi facciamo il lavoro più bello del mondo e portiamo felicità e gioia, perché non dovremmo aiutare in cose come questa, quindi abbiamo portato la nostra dolcezza in tutti i sensi qua a Gradisca di Isonzo. Complimenti. Avanti un altro. Testimonianza veloce. Certo. Gelateria Simone, io vengo dal Veneziano, ho 3 gelaterie più un laboratorio centralizzato, e appena abbiamo ricevuto la chiamata dell'idea di Guido e di Roberto di venire qua, siamo venuti immediatamente. Era il minimo che si poteva fare quando c'è una richiesta d'aiuto. Io credo che in tempi come questo ricordarsi di essere umani in questo momento è la cosa più bella che possiamo fare. Se lo facciamo dolcemente ancora meglio. Complimenti a lei. Allora, continuiamo avanti, aspettiamo ancora un volontario arrivato dal Veneto. Eccomi qua. Ciao. Stavolta lo prendiamo giovane. Beh, insomma, stagionato. Thomas è giovane, ma è uno dei più bravi e preparati gelatieri che ci sono. Okay, diamo voce a Thomas. Ciao, piacere, sono Thomas, Infanti da Padova. Ditemi, cosa ti ha portato qua? Qua cosa mi ha portato? Roberto, i colleghi, la solidarietà, tutto Diciamo che per solidarietà e per vicinanza, no? Nel giro neanche di 24 ore io ho già visto uscire i post sui social e ho visto che c'è un gran riscontro, no? Sì, guardate voi, qui per gelato e solidarietà si fa di tutto. Perfetto, avanti un altro. Avanti il prossimo, Giorgio, prego, richiesto. La solidarietà non conosce confini. Lei arriva da? Buonasera, sono il presidente nazionale della Confartigianato, sono molto orgoglioso di essere qua oggi. Ringrazio il mio amico Roberto Comelli per aver organizzato eventualmente questa stupenda giornata. Noi a livello di solidarietà come Confartigianato nazionale noi ci siamo, eventualmente anche per questa disavventura che è successo effettivamente qui in questo comune, quindi noi diamo solidarietà, siamo qua a dare e fare nel mondo del creare e fare che è artigianato, quindi di portare un sorriso in questo momento di difficoltà in questa località. Io vi porto un grande saluto e la Confartigianato sicuramente è vicina a tutti quanti voi. Grazie. Grazie a lei da tutto il Friuli. Continuiamo, perché la storia di... Ma ci manca Silena, una grandissima gelatiera friulana di Maiano, gelateria Dolce Freddo. Silena Dolce Freddo di Maiano. Buonasera. Buonasera, sono appunto Silena del Dolce Freddo di Maiano e sono molto felice di partecipare a questa iniziativa per Versa, Hai un cartello? per Roberto, e comunque è un bel momento anche per condividere, diciamo, assieme a dei colleghi una giornata speciale. Potrebbe essere una giornata triste, ma alla fine diventa gioia. Esatto. Immagino. Sì, anche dal male c'è sempre il bene. Ecco, un attimino, ecco, vediamo cosa ci presenti.
gelatieri per Versa. Quindi c'è 30 più Sì, 25 più 28. questo weekend, oggi, domani e domenica, tutte le gelaterie che vogliono aderire a questa iniziativa propongono nella loro gelateria un gusto speciale da dedicare a Versa. Io nella mia ho il gelato tiramisù e quindi tutti i clienti che vorranno mangiare questo gelato, tutto il suo ricavato verrà devoluto a Versa. Perfetto, io vi ringrazio. Adesso disturbiamo nuovamente l'ospite che ci ospita, Roberto, artigiano di Gradisca ma nativo di Versa, che purtroppo ricordiamo che è il paesello del Friuli a confine con Gorizia e Udine, che è stato colpito duramente dall'allagamento. Allora, dopo il lavoro mi dicono le tue colleghe che cosa fai? Bisogna andare là ad aiutare la famiglia, aiutare i miei compaesani, perché c'è tanto lavoro da fare, tanto da riscostruire, sono ancora praticamente tutti sfollati, adesso deve ripartire la ricostruzione, servono tanti fondi, servono tante braccia, c'è tanto lavoro da fare ancora. Si vocifera che a breve verrà tenuto un concerto di beneficenza, potremo anche fare un tour da tutti i tuoi colleghi a portare la musica gratuita in modo da intrattenere di più. Assolutamente, sarebbe bellissimo. Perfetto, Grazie. perfetto. Roberto, io ti ringrazio a nome di tutti gli ascoltatori, vi manderemo il video a voi, lo distribuirete ai vostri amici, lo metteremo in rete, in TV e avrete notizie nostre. Jenny Bassanese, Gradisca di Sonzo, arrivederci.